La mappa dei profughi in provincia si amplia di giorno in giorno, ma non dovrebbero arrivarne altri al momento. Questa la rassicurazione raccolta a Venezia dal presidente della provincia. È emerso che nelle prossime ore saranno almeno un centinaio i nuovi arrivi in Veneto, ma non nel bellunese. Dell'originario nucleo arrivato a Santo Stefano, 25 sono a Pieve di Cadore, fra l'albergo e la colonia Stella Maris, 3 sono a Borca, 18 ad Auronzo, nella grande struttura di Palù San Marco, 4 a Sedico. Avremmo avuto due possibilità, insomma, una mettere la testa sotto la sabbia e l'altra invece affrontare questo tema che è italiano, che probabilmente fino all'altro ieri pensavamo relegato a Lampedusa o al canale di Sicilia e che invece riguarda anche il nostro territorio della provincia di Belluno. Colpo basso per il nuovo sindaco di Forno di Zoldo, appena eletto gli arriva la notizia che sono 33 i profughi che dovrà ospitare. Camillo De Pellegrin non si spaventa, ricorda il grande cuore della sua gente che da sempre conosce l'emigrazione. Per me 33 persone da inserire in un contesto comunque già difficile è una cosa che deve essere valutata attentamente e soprattutto non in questo modo. Da domani il Palazzetto dello Sport di Santo Stefano sarà nuovamente a disposizione del pubblico. L'emergenza è superata e i bellunesi promossi in materia di accoglienza. In questa fase si innesca una nuova polemica. È stata impugnata la disposizione della finanziaria regionale che attribuisce ai presidenti di provincia funzioni di autorità di protezione civile. È un segnale politico, dichiara Giampaolo Bottaccin, che aggiunge. Io oggi ho detto all'ingegner Tomellato che ci sappia dire chi lo segue, se è il prefetto o se lo gestiamo noi da qua in avanti, insomma, poi dopo non ci siano sorprese.